Un anno lontani da bar, pizzerie e locali del centro storico è la misura decisa dal questore di Belluno nei confronti dei 6 giovani coinvolti nel pestaggio del cittadino egiziano di 46 anni, avvenuto attorno alle 3 della notte del 22 marzo scorso. Un'aggressione violenta ripresa anche con un telefonino, le immagini diffuse in chat su WhatsApp che da una settimana scuote la comunità bellunese. A poco più di 2 mesi da quell'episodio violento e ancora immotivato nel cuore di Belluno, il questore Roberto Della Rocca ha adottato 6 provvedimenti di il cosiddetto DASPO urbano, notificati ai componenti del gruppo, 4 maggiorenni e 2 minorenni, tutti fra i 17 e i 20 anni, ritenuti coinvolti nell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressione è iniziata davanti alla tabaccheria Falcomer sotto i portici di Piazza dei Martiri, con ripetuti spintoni che hanno fatto cadere il malcapitato almeno un paio di volte, e si è conclusa sul marciapiede di Via Loreto, dove i ragazzi hanno infierito selvaggiamente sull'uomo, oramai a terra, colpendolo con calci e pugni anche alla testa. Ora per tutti è scattato il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei locali del centro cittadino. Le misure avranno validità di 1 anno. Per 3 dei destinatari saranno in vigore dalle 18 alle 4 del mattino, per gli altri nell'arco dell'intera giornata. Il provvedimento previsto dalla normativa sulla sicurezza urbana punta a impedire il ripetersi di comportamenti violenti e a contrastare fenomeni di devianza giovanile nei luoghi della movida e della socialità cittadina. L'attenzione deve essere alta, ma deve esserci un confronto serio e in questo momento anche determinato. Dobbiamo far capire ai ragazzi che ad ogni azione corrisponde una reazione, e questo è un minimo di upgrade su quello che è una certezza della risposta, anche, ahimè, quella giudiziaria. Il fronte delle indagini è seguito dalla Procura di Belluno per i 4 ragazzi maggiorenni, dalla Procura dei minori di Venezia per i 2 minorenni del gruppo. Dopo la notifica degli atti, il questore ha incontrato personalmente tutti i ragazzi, un momento di confronto che, accanto all'aspetto sanzionatorio, ha voluto richiamare l'attenzione sulla consapevolezza delle proprie azioni, sul rispetto delle regole della convivenza civile e sul ruolo degli adulti nell'ascolto e nell'accompagnamento dei più giovani.